mi sembra di aver intuito tra le righe di Maurizio quando parla che aprirsi all'altruismo e quant'altro, tutte le regole del COEM, vuol dire anche prepararsi ad essere tutti futuri capitani. Per cui ecco, benissimo fare gruppo, però non chiudersi neanche in se stesso, non essere una nicchia, ma essere pronti a formare altri salotti, insomma, ecco. Quindi cercare di prepararsi al meglio per questo. Che abbiamo avuto nel tempo. Che però ci accomuna, e questa è la cosa bella dei salotti, ci rende uniti, ci rende vogliosi di aiutare, ecco, questo è, di aiutarci gli uni con gli altri. Non dei clam, anziani, soli, portarli a fare una gita fuori porta, ecco, anche cose così che vanno proprio a toccare il sociale, ma nei punti dove c'è bisogno, perché questo è esprimere il nostro valore. E per quello Maurizio dice i 1500 non sono una manna che scende dal cielo così, ma dobbiamo dimostrare di essere valore. Lo porta a restare, perché tanta gente sappiamo, è inutile che lo nascondiamo, che si è ritirata, perché le risposte che spesso sento sono: sono stanco, non capisco di cosa, e per cui magari invece le persone che sono rimaste all'interno del progetto vuol dire che non sono stanchi. Siamo stanchi, effettivamente sì, ma è molto generico. La risposta classica tradizionale: non abbiamo capito cos'è il progetto COEM. Parliamo di sta famosa tesserina. Questo era stato sempre il cavallo di battaglia di tutti i promotori del progetto COEM Club. Però anche questo qui al momento è fermo. Sembra che ci sia un certo inquadramento militare, perché si fa una grossa distinzione a sentire parlare anche stasera qua: voi PO, noi capitani, lui referente, cioè, come se ci fosse quasi un inquadramento, come dire, che ti si PO, lascia perdere, lascia parlare a me che sono un capitano, che ne so più di te. Non è così. Progetti avviati, o perlomeno in programma di avviamento, e purtroppo non sono mai partiti, o anzi le persone che dovevano in teoria far partire queste cose non ne sapevano nulla. O siamo di qui o siamo di là. Nel passato si non può insegnare tante belle cose. Per cosa fare? Per migliorare il futuro. È chiaro che c'è stata un'evoluzione anche per tante teste che sono qua dentro del progetto negativa. Perché tutti aspiravano a questi benedetti 1500 euro, punti euro, quello che adesso si sta trasformando così, perché la necessità, la priorità, il progetto è stato promosso là e tutti vedeva quello. Ma sono stufa qua, cosa ho avuto? Ma io vorrei capire dove cos'è la stanchezza. La stanchezza è dopo 10 ore di lavoro, dove c'è stanchezza? Ma aspettare qualcosa che arriverà non facendo niente, perché stiamo solo aspettando che Maurizio Sarlo metta a posto tutte ste. Dunque tutti noi sappiamo cosa è la burocrazia in Italia, tutti noi credo che sappiamo cosa vuol dire oggi riuscire a dare del denaro in forma totalmente gratuita a chi lo riceve, che sia chiaro. Non è semplice in Italia. Dunque io per come lo vedo il progetto sta andando avanti con le sue difficoltà. Sì, avranno fatto delle anticipazioni forse anche non dovute, che ne so, ma nella vita insomma è facile sbagliare e dopo è più facile puntare il dito a chi fa, e il dito di solito chi si che lo punta, chi che non fa niente. È chiaro che è momentaneamente fermo, ma si possono ancora inserire delle aziende, perché finché non abbiamo la potenzialità economica, ognuno la sua, per poter far girare questa carta servizi all'interno del circuito, non ha neanche senso portarlo avanti. Ma non viene nessuno, non ha mai visto. Sì, perché non abbiamo ancora questa benzina per poter venire al tuo distributore. La benzina arriverà presto, arriverà per tutti, la carta servizi arriverà per tutti, aderenti o non aderenti. Poi è lì che sarà una procedura, che sarà un protocollo di crescita, chi l'avrà, chi non l'avrà, chi aspetterà, insomma c'è una modalità che dobbiamo attenersi. Cosa mi chiede lui? Cosa mi sta chiedendo? Mi sta chiedendo di portare 10 carriole al giorno di sabbia? No. Mi sta chiedendo di caricarmi sulla schiena dei sacchi? No.
mi sta solo dicendo di promuovere un progetto, un'idea nuova, allora cosa fai tu in contrapposizione? Cosa fai per cambiare il sistema? Niente. Allora resta nel progetto, dai fiducia a chi ti ha portato nel progetto, perché di una persona nel mondo, di una, dobbiamo fidarsi almeno di una, e avere fiducia, non so, cosa stiamo a fare qua? Niente, stiamo solo perdendo il tempo. Assolutamente il capitano fa la differenza, questo lo posso dire. No, non c'è ricchinaggio, è la realtà, Cioè se uno non sa coinvolgere, non sa comunicare, non sa trasmettere, non ci crede bene neanche lui, c'è poco da fare. Io per una serie di ragioni che non voglio dire qua in gruppo, adesso sono un po', non sono molto attivo perché ho le rogne personali, non ho tempo in più a parte, però è chiaro, cioè, voglio dire, è un progetto che deve essere nostro, dobbiamo essere noi e punto e stop. Non possiamo recriminare il fatto che ci siano ritardi, perché il progetto si costruisce facendolo, non si poteva sapere prima come poteva essere fatto. Proprio il fatto che si chiama progetto significa che in partenza, non lo sai, 100%. esatto, si chiama progetto e quindi non possiamo. Sì, se diciamo siamo stanchi, diciamo fine. Siamo stanchi, diciamo fine. Se uno però ci crede veramente, lo si vede nella vita, dalle cose che fa. La benzina, il costo nelle ultime 2 settimane è una cosa, ma nessuno dice sono stanco. No, paghiamo, perché lì, ok, ci hanno portato lì. Invece di questo progetto qua siamo stanchi, ma per cosa? Perché ci troviamo? Perché stiamo aprendo gli occhi? Perché stiamo imparando tante cose che ci tengono nascoste? 30 mi sembra. Quando magari una persona anziana mi dice ma io che valore posso essere per la società, perché ormai sono in pensione, sono gli altri che devono aiutare me, io non posso fare niente, ma tu sai fare, non so, sai raccontare le storie ai bambini, sai raccontargli la storia della tua vita, questo è un grandissimo valore. Cioè quindi già solo avere un attimo quest'ottica ci fa capire che noi siamo importanti, che valiamo ben più di 1.500 euro e che ne abbiamo diritto e che dobbiamo volerli con tutte le forze e che le porte sono lì, dietro la porta. Questa volta sì, per me sì, e manca poco. E non solo i 1.500, tutto il resto del progetto che è enorme e che non si può neanche esplicitare nei nostri salotti, per quello qualcuno prima diceva alcuni sono usciti, secondo me perché non c'è stata la curiosità di approfondire tutti gli argomenti. E quello che ha detto Maurizio il 30 maggio, essere preparati cosa vuol dire? Vuol dire che io, se uno mi chiede che cos'è il progetto COEM, io so spiegare il progetto.